destination unknown, known, 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 known. Ciao a tutti piaderoli, eccoci qua con Shogun 2 Total War. Come dicevo, metterò delle partite online. Allora, voglio farmi una partita classificata, questo è lo Shogun vecchio ovviamente, provando ad utilizzare anche, adesso a meno che i fondi non sono medi, provando ad utilizzare anche qualche nuovo eroe di quello della nuova DLC, a meno che i fondi non siano vecchi. Intanto vediamo di cercare una partitina. Ecco qua, avversario trovato, un bel livello 10 argento, quindi bello cattuto. Facciamo subito velocemente l'esercito, abbiamo fondi grandi. Che pista abbiamo? L'insediamento assopito. Qui bisogna che utilizzi un pochettino di schermagliatori, quindi farò un assetto un po' così provo a utilizzare questo nuovo eroe. Allora, mettiamo subito però le cavallerie, mi metto una grande guardia. Mi metto abbastanza cavallerie, l'altra grande guardia. Poi mi metto un paio di questi monaci qua un po' più lisci, anche se forse è meglio metterne uno. Qui ne uso pochi piaderoli di nuovi, come dire, eroi. Metto un pochettino più di fanteria, restetori Wacko, mi metto questo eroe qua che è meglio, quello con Tetsubo. Di eroi figo nuovo potrei provare a mettere sti fucilazzi qua, provarli. Lui ha già startato Piederoni, Mettiamo un paio di Ashigaru con spada lunga da tenere dietro le mie katane. E restanti mi metto ok, così dovremmo esserci. Sono ben parato contro le cavallerie, con le fanterie sono messo abbastanza bene, ho dei buoni arcieri. Ok, proviamo così piaderoni. Eccoci qua, mi luce il cuoco come il mio che toglie l'attacco alle spade. Allora, ho fatto bene perché è abbastanza piana come mappa. Allora, mi metto gli arcieri davanti, il fuciliere me lo metto, il mio eroe fuciliere lo metto qua dietro, che è abbastanza figo perché ha abbastanza precisione. Poi davanti qui mi metto un'unità di Yari bella larga per cercare di coprire entrambi. Come l'ho messo? Di coprire entrambi gli arcieri da cariche eventuali cavallerie. Poi mi metto, allora, aspetta, katana, eroe con Tetsubo e altra katana un po' più centrale. Ok, un ausiliare me lo metto qua dietro il fucilazzo, eroe nuovo, così vediamo se è efficace, li provo anch'io per la prima volta. Poi razzatore Wacko me lo metto qua, con davanti l'altro ausiliare, lui è già startato benissimo. Allora mettiamo dietro qua un'unità, no, questa è meglio, di rinforzo del centro, e uno qua dietro per rinforzare un po' la zona d'attacco. Poi in generale me lo metto qua dietro, così dovremmo essere settati abbastanza bene. E le cavallerie me le metto qua di lato e poi vediamo lui cosa fa. Iniziamo. Mi metto qua dietro un po' il dojo per oscurare un po' la vista a lui. Le cavallerie le metto qua intanto per vedere lui cosa fa.
Allora, analizziamo un attimo la situazione. Tu c'hai un samurai con moschetti a miccia, un altro samurai con moschetti a miccia, samurai con katana belli uppati, samurai con katana belli uppato, un bel rush, samurai con katana, no, samurai con nodaci belli uppati in carica. Oh, questo se mi attacca sono nella merda. Ausiliari con naginata, ausiliari con naginata, un bel rascione, davanti samurai con naginata, samurai con naginata e samurai con naginata. È un bel rascione. Allora, intanto mi provo a mettere qua con una cavalleria per cercare di prendermi il dojo. Adesso appena entrano in portata con i miei arcieri, questo me lo metto qui davanti, il mio eroe, mi cerca di dare qualche colpo. Appena entrano in portata questi cacchi di... ok. Le nostre unità nascoste sono state scoperte, mio signore. Cerchiamo di prendere il dojo. Cerchiamo di attaccare Piederoli. Andiamo di. Ok, i miei arcieri hanno fatto un buon lavoro. Adesso miriamo il generale. Cerchiamo di prendere subito queste unità per non fargliele. Ok, qui adesso è quasi fatto. Adesso con i miei due grandi guardie cerchiamo di fare un bel lavoro. Dai che li sto rullando abbastanza. Poi date una mano qua. Cerchiamo di beccare subito il generale. E se gli tolgo il fino alla morte. Ok, sono uscite anche le sue cavallerie ma in ritardo. Cioè l'eroe è già messo male. Salita a cavallo. Voi, mucchiata. Ok, questi sono samurai con katana. Cerchiamo di beccargli questi moschetti di merda. Allora, le mie unità stanno andando a finire a fanculo. Lui c'è l'unità belluppata. Le mie fatiche che si riprendono. Non sto capendo bene Piederoli cosa sta succedendo, se sto vincendo o perdendo. C'è il mio eroe qui che sta combattendo con due uomini. Il suo generale non c'è più però. Il mio eroe è rimasto da solo qua. Dai Piederoli che forse la vinco.
Perché io c'erano col generale e lui invece l'ha perso. I nostri uomini stanno scappando dal campo di battaglia. È uno spettacolo vergognoso. Mi è rimasta ancora una cavalleria che adesso la mando ad attaccare qua. Questo Piederoli era forte, aveva un'unità uppatissima. Guardate l'eroe che mi è rimasto con un'unità che spara. Fortuna che non c'hanno della gran precisione i samurai con moschetti a miccia. Carica! Parababum! È andata Piederoli, è andata. Ho vinto grazie al dojo che ho preso. Lui me l'ha lasciato prendere e ha fatto una grande cappella. Quindi io ho vinto grazie al dojo dell'armatura che ho preso. Guardate che strage. guardate che strage sotto il titolino di Code. Guardate che roba. Mamma mia. Andiamo a vedere le statistiche, Piederoli. Andiamo direttamente al riepilogo. Fammi da un'unità di grande guardia. Oh, non mi sblocca mai un cazzo, porca boia. Adesso mi ha dato 2 gettoni, ovviamente. Andiamo a vedere le statistiche unità. Ok, allora, io ne ho perse 1100 e ne ho uccisi 1393. Ricordo Piederoli che lui aveva un esercito da Rusher. All'inizio, se avete visto, io con gli arcieri ho subito puntato alle sue katane. Riassumo un po' perché, siccome che è un po' che non faccio partita proprio in diretta, fatica a commentare bene durante una partita. L'ho fatta così per farvi vedere un pochettino come gioco. Comunque gli eroi con fucile non li trovo tanto utili perché sono poche unità che sparano, quindi mi hanno fatto 106 uccisioni però, mica male. Sono 1300, essendo dei fucili, perché hanno resistito anche con il corpo a corpo grazie all'armatura e tutto, quindi non sono male secondo me, però vanno affiancati un'altra unità di fucili tipo monaci. Poi cos'è che mi ha fatto delle gran perdite? Vabbè, i cavalieri di monaci guerrieri, 170 uccisioni mi hanno fatto, perché comunque li ho mandati inizialmente a prendere il dojo, poi li ho usati per beccare il generale o da dietro l'unità con spada. I samurai hanno fatto una bordelata di kill, 171-105, no? Diciamo che è stata ben equilibrata a livello di kill. Gli Ashigaru con gli ari li ho utilizzati come scudo iniziale per smorzare le cariche, così come gli ausiliari. Poi aveva una mucchia di ausiliari da tenere dietro, aveva 2 samurai con moschetti a miccia, 1, 2, 3 di samurai con naginata che erano uppatissimi, samurai con katana, 2 uppatissimi che sono quelli che ho preso di mira all'inizio con gli arcieri, samurai con katana era un po' meno uppato, samurai con odachi tutto uppato in carica, si vede che l'ho smorzata la sua carica perché non mi è andato in fuga subito qualcosa, è restato riwaco anche lui, e cavalieri di monaci guerrieri con naginata, 2 unità che hanno fatto abbastanza kill, ma lui li ha usati dopo, io li ho usati, avevo le grandi guardie. Cosa mi hanno fatto le grandi guardie? 100 kill e 93 kill, ma ne hanno fatte molte anche gli arcieri, 163 119. No dai, è stata una bella partita Piederoli, dai. L'avversario era forte, era un livello 10 argento, quindi comunque non era uno scarsone. A unità stava messo meglio lui come uppaggi. Io sono stato bravo a prendere il dojo dell'armatura e lui me l'ha lasciato prendere, ha fatto la cappella e io comunque ho giostrato bene le cavallerie, lui le ha usate troppo tardi a mio avviso. Votate, commentate, datemi consigli. Adesso altre unità di eroi devo un po' testarle per vedere in che tipo di esercito potrebbero andare bene. Diciamo che adesso ve le utilizzo facendo delle partite ostate, perché nelle partite classificate con mappe random e fondi random fatica a impostarli, cioè dargli una giusta locazione a queste unità. Però i fucili secondo me sono buoni, costano poco. Affiancate un'altra unità di monaci con fucile fanno parecchio, anche perché poi male che vada li butti in corpo a corpo e mi hanno tenuto a testa la loro katana, quella meno uppata, però comunque una unità di samurai con katana. Mi è rimasto alla fine anche vivo l'eroe, un uomo. Va bene, direi che per questo video è tutto, Piederoli. Buono Piederoli, per questo video direi che è tutto, per cui adesso vi faccio un breve riassunto di cosa vi può offrire la mia home del canale, tra la mappa del canale molto comoda con una breve spiegazione di come utilizzarla e i vari link che troverete nella mia home page, oltre che li trovate ovunque, però comunque così avete anche un modo, c'è una spiegazione diretta di come accedervi, per cui andiamo subito con la spiegazione. Allora Piederoli, eccoci qui nella mia pagina di primo piano, quella che voi vedete. Per andare nella mappa canale basta che voi arrivate qua, oltre che c'è sempre il link in tutti i miei video, arrivate qui e cliccate sulla mappa canale perché trovate il link qua.
Una volta entrati in questo link, adesso qui l'avevo appena guardato, partirà il video. Se l'avete già visto saltate la parte introduttiva, andrete direttamente nelle macrofasi con l'apposito link e da qui praticamente vi troverete tutti i link ai vari progetti. Allora per Is the Otinfelgan in questo caso, che è monoprogetto, che c'è solo una playlist, andate direttamente nella playlist. Se no prendete e andate nelle pagine di ogni gioco, Shogun, e compariranno campagne multigiocatore, Worms, tutti i vari progetti multigiocatore con io contro Commander, il torneo che abbiamo fatto, Warcraft, campagne multigiocatore, Eredan eccetera, Medieval 2 eccetera. Cosa importante molto sono i sondaggi. Qui praticamente verranno sempre, vedrete qui lo stato attivo, come siamo, a che punto siamo dei sondaggi. Adesso molti nuovi progetti verranno messi qua a votazione con i mi piace, sondaggio, indice, gradimento canale, questo è sempre attivo, e poi mano a mano che vengono aggiunti li posterò qui in buona sostanza. Quelli che poi rimangono attivi rimangono, quelli finiti li toglierò direttamente. Per quanto riguarda la mappa canale è tutto. Andiamo invece a vedere sempre cosa c'è tramite nella mia home, che ho messo di nuovo. Praticamente la mia nuova pagina di Facebook, cioè qui sarà sempre aggiornata con i video, cioè se non avete voglia di entrare sempre in YouTube utilizzate quasi solo Facebook, tramite la pagina vedrete i miei video, verranno postati sempre i miei video nuovi, le cavolatine che metto, immagini, foto di cavolate, insomma tutto quello che mi va di caricarsi nella pagina voi le troverete in questa pagina Facebook qua, quindi se entrate e mettete il mi piace poi verrete sempre aggiornati. Skype devo trovare il sistema di mettere il mio contatto, adesso prima o poi ce la farò, e Steam entrerete direttamente nel mio profilo dove potete chiedermi il contatto o se no postarmi i commenti nel profilo di Steam anche, che io comunque Steam lo controllo periodicamente. Quindi per quanto riguarda la mia home del canale aggiornata è tutto qua. Rieccomi qua con il mio faccione. Dai, spero che comunque vi sia stato di vostro gradimento tutto, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti pedalati.